Onsel è l'unico candidato, per la sua formazione che ha, è l'unico candidato che è venuto a leggersi le carte quando si parlava di Udinese progetto stabile, è venuto a leggersi spontaneamente le carte. Ha letto, ha verificato il famoso business plan che dice il dottor Cainero, dice il business plan deve essere fatto, verificato, eccetera. No, esiste. Questo business plan lo ha fatto la Friulia con dei risultati entusiasmanti. Anzi, ha detto, vorremmo anche noi partecipare al progetto. Un momento, la Friulia, pur essendo un ente regionale, è una banca, non regala i soldi a nessuno, investe per avere il ritorno del capitale e gli interessi. Ecco, il business plan noi l'abbiamo ordinato, commissionato alla Friuli, gliel'abbiamo pagato con risultati veramente soddisfacenti come progetto, come idea da sviluppare. Ecco. Quindi cosa vuol dire? Che quest'uomo, questo professore è venuto qui, è stato l'unico che effettivamente ha verificato tutto, ha detto condivido e vi aiuto. Ecco. Mentre adesso sento, ma non ci credo, parlare stamattina, mi hanno girato qui un comunicato stampa di Cainero, poi dice no, io Stadio Friuli sono perfettamente d'accordo, eccetera. Troppo tardi per credergli. Poi io cosa parliamo? Parliamo di Cainero o parliamo di Onsel? Di tutti e due. Però allora, finiamo di parlare di Onsel. Io ci credo perché prima di tutto è un uomo di scienza, un uomo di cultura, il quale vive fuori dai piccoli cabotaggi locali. Noi non è che facciamo grandi affari qua, no? Una piccola area, una robetta, eccetera, eccetera. Questo completamente estraneo a queste cose. Bene. Poi è un uomo che per struttura mentale non promette niente, perché promette solo quello che sa che si può fare. Qui abbiamo un'opportunità unica, quella di riqualificare questa zona a spese dei privati, su beni che rimangono di proprietà del comune. Oggi che invece hai un'area dove il comune avrebbe solo costi, purtroppo non li ha, e tutto questo immobile naturalmente si deteriora e quindi andrà, poi arriveranno le fatture di questa situazione, non è chiaro, perché l'impresario, quando una cosa si deteriora, non è tenuta alla manutenzione, poi ti costa molto di più a rimetterlo in carreggiata. Quindi per il comune è solo un affare. Che l'Udinese continui a giocare a Udine è solo un affare. Ci sono solo affari come prospettiva per il comune. Solo uno che non gli interessa può prendere posizioni in questo tema. Quindi se è così è un cattivo amministratore per il comune, un uomo da non votare. Poi, e quindi io spero che venga votato Onsel. Non potrà fare miracoli, però basta che faccia il minimo indispensabile,
che deve fare il comune, evidentemente tutto nell'ambito della legge, perché bisogna anche dire una cosa, che il comune ha dimostrato di avere anche dei validi funzionari, perché il momento in cui si è deciso di fare diciamo le riforme necessarie per la legge Pisanu, no, Amato Pisanu, l'hanno fatto in termini cortissimi che un privato non avrebbe potuto fare. Vuol dire che alle spalle dei politici, chiamiamoli così, amministratori locali, hanno un apparato che se vuoi farlo funzionare funziona perfettamente. Ecco. Bene. Adesso vorrei parlare di Caimero, come il mio amico Saro, spero che rimanga mio amico, no? Ha parlato e sparlato di ONSE, io credo di aver diritto come cittadino di parlare, assumendomi tutte le responsabilità di quello che dico, di Caimero. Di Caimero commercialista conosco poco, ma io credo che lui non faccia, lui ha uno studio commercialista, ma forse lui non conosce neanche cos'è una partita IVA, perché l'ho sempre visto negli affari. Ha sempre rappresentato grandi aziende, quindi quando dico commercialista d'affari non è dispregiativo, è un'attività ben definita. Lui ha rappresentato, e forse rappresenterà ancora, non so, Fantoni? Non lo so. So che a suo tempo ha per diversi anni fatto il presidente della Fantoni Basket. E la Fantoni Basket ha chiuso sotto la sua presidenza. Con alle spalle degli imprenditori Fantoni, imprenditori fantastici, con mezzi importanti. E quindi questo lascia qualche perplessità sulle capacità imprenditoriali del soggetto. Vogliamo parlare un momento del Venezia, dove lui era consigliere delegato e dove lui era, diciamo così, la mente di tutte le buone idee, fusione, Venezia Mestre, lo stadio nuovo, eccetera. Zapparini lamentava di aver investito, non direi investiti, spesi 200 miliardi nel Venezia, alla fine Venezia è fallita, sempre con la presenza determinante di Caimero. Poi si parla di ciclismo, si parla di tante cose che non so, ecco. Quindi non è che io come amministratore pubblico oggi devo dire bisogna dargli medaglia d'oro e chiamarlo a amministrare la città.